Nel Medioevo il Brennero era la porta d'ingresso alla fertile pianura italica. Franchi, Avari, Slavi, Galli, Goti la attraversarono. Talora si fermavano gli artisti alla corte di conti e vescovi, lasciando tracce deliziose, quali le pitture dei Mesi nella Torre dell'Aquila a Trento, di cui abbiamo narrato, confrontandole con quelle di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Torniamo a ripercorrere la Val d'Adige con maggior lentezza, in cerca di testimonianze, un incontro, se possibile, tra le forme italiche e quelle d'Oltralpe. In epoca carolingia, nella chiesa di San Benedetto a Malles, un mosaico offre a Dio la chiesa, ma a pagare il prezzo è il feudatario, con la spada stretta in pugno e lo sguardo fiero. Gli affreschi si movimentano nelle storie di Davide. Lo vediamo dirigere la fustigazione dei Filistei. David si levò ed andò con la sua gente e percosse 200 uomini dei Filistei e portò i lor prepuzzi, onde il numero compiuto fu consegnato al re. Quelle cosine bianche con un taglietto al centro li rappresentano. Si dubita che l'artista sia lo stesso del monaco ossequioso Eligio allo stile bizantino. A pochi chilometri da Malles, oltre la frontiera svizzera, nel paese di Monastero o Münster, vi sono affreschi carolingi nella chiesa di San Giovanni. Salomè ha danzato per Erode. Questi ha mantenuto la promessa che la principessa porge alla mensa regale. Interessante il gioco delle mani tra Erodiade regina, lui e il probabile esecutore. Chi ha voluto uccidere il giusto? L'ancella a destra che allunga il calice ha il fisico asciutto e slanciato d'una modella calza stivali in cuoio rosso ed indossa una minigonna in pelle con lunghe frange. Suggestiva. Ma se lei è così alta, quanto lo saranno i personaggi seduti a tavola? Dall'esame delle ossa sepolte ad Aquisgrana si stima il peso di Carlomagno in 78 kg per un'altezza di 184 centimetri. È da supporre che l'artista si sia ispirato più alla stirpe carolingia che a quella giudaica. Divertente e di gusto popolare è la fuga di San Roccolo nell'omonima chiesa a Nettuno, ma se si osserva la bordura superiore e quella inferiore s'apprezzerà l'abilità del geometra prestato all'arte figurativa. Della cappella del castello di Appiano, parte di uno dei cicli romanici tra i più importanti del Trentino, si pone quale transito tra la formula stereotipata bizantina e quella nuova, il gotico, che sta maturando Oltralpe in Francia. Sta maturando il gusto per il naturalismo. La ricchezza delle forme e dei colori, con grande sfarzo, una libertà che sbalordisce nelle invenzioni mostruose, ispirate ai bestiari medievali, di cui vediamo un dettaglio nella chiesa di San Giacomo a Castellaz, vicino ad Appiano. A Tubre, un affresco
testimonia il passaggio iconografico. 2 libri aperti su scrittori, 2 scrivani, solo uno con aureola e un leggio centrale con l'angelo suggeritore. L'assenza di simboli degli evangelisti induce a credere che i rappresentati siano 2 dei 4 padri della Chiesa. Ai lati, i martiri guerrieri con palma e le sante donne, di cui una con il giglio, simbolo di verginità. Nel Trecento si diffonde nell'ambito francese un gusto dinamico, con uno sviluppo lineare prima nella scultura, poi nella pittura. A Toubre, una teoria di donne in santità sono vestite regalmente, ricordano il mosaico Ravennate con Teodolinda, ma la figura si allunga ed il brillio degli accessori anticipa le stelle che troviamo nella veste di Maria in trono e nel cielo. Al Museo di Bolzano vi è un affresco staccato con una crocifissione insolita, con albero gigliato in fiore, Maria in aggraziata afflizione ed un Cristo dai capelli improbabili, lunghi e biondi. La serenità agreste e la gioia di vivere, oltre che nella torre dell'Aquila già citata, si manifesta in un dettaglio a Castelroncolo. La stanza è tappezzata d'aquile imperiale e stelle a giglio. Regine, re, dame e cavalieri passano in rassegna dopo il torneo cavalleresco e come i cavalieri di Re Artù pranzano su una tavola rotonda. Da sotto il Po, Giotto da Bondone nel 1303 a Padova dipinse nella piccola cappella degli Scrovegni un'opera destinata a mutare la grazia della leggenda nel realismo di personaggi sacri e profani, con le loro emozioni, gesti umani, espressioni di grande suggestione. Narrazioni di vita dall'interno del ciclo narrante la vita di Anna, Gioacchino, Maria e Gesù, capolavoro assoluto e metro di paragone per generazione d'artisti. Il nuovo stile doveva vincere in Tirolo il gusto tedesco. In un particolare della Cappella del Trionfo della Morte nella chiesa dei Domenicani si avverte la difficoltà di coniugare il grottesco con il realismo dei gesti e delle espressioni, la timidezza, la curiosità, lo sforzo dei pettorali sulle stampelle. Nella stessa cappella, dedicata a San Giovanni, la traccia giottesca è ben marcata, specie nel volto di Giuseppe. Nell'Annunciazione, l'impianto prospettico, il volto di Maria dalle guance arrossate, ripreso a 3/4, ed ancor di più il riposo sereno ed eterno di Domenico in una cappella di alta qualità pittorica risalente al 1330 ci conferma la vittoria dello stile umanistico. Nella chiesa di San Vigilio, la famiglia di Gesù, attribuita al maestro del Virgolo, sembra ispirarsi maggiormente a Giusto de Menabuoi, che a Padova, al Battistero e in Sant'Antonio aveva realizzato opere nel nuovo stile. Giotto mai avrebbe rappresentato i futuri apostoli come frivoli amorini. Molto più equilibrato è il matrimonio, per quanto Maria abbia la silhouette di una principessa gotica. Concludiamo
con una Madonna in trono nel chiostro domenicano già citato, che per ricchezza decorativa, delicatezza della figura materna, corposità e tuttavia, grazie agli stacchi di colore, pare priva di peso, esonerata dalla legge di gravità. Come ci si sente dopo un buon bicchiere dell'ottimo Marzemino, concluderebbe Mozart.